Dopo il femminicidio di Trento, nuovo sconvolgente delitto. 35enne si presenta alla polizia stradale di Palmanova, ha ucciso la mia ex, il cadavere è in macchina. Avrebbe compiuto 2 anni a settembre, la piccola morta all'ospedale di Padova. Nel 2016 era stata sottoposta a un trapianto, la procura ora apre un'inchiesta. Sabato sarà di nuovo un uomo libero. Mariano Molon nel 99 all'Università di Padova ha ucciso il sindacalista Walter Maccato, ha scontato 18 anni senza mai pentirsi. Ancora 3 incidenti mortali in Veneto nelle ultime ore, Centauro morto a Milano, camionista in A4, nel Padovano perde la vita un 28enne, gravi 2 bambini. Nudisti in relax sul pontile di un hotel affacciato sul Canal Grande a Venezia, l'ennesima polemica. Intanto in piazza San Marco nuova rissa tra abusivi. Con l'estate il business della droga si sposta sul litorale. A Jesolo arrestato un tunisino che aveva affittato un appartamento appositamente per spacciare. Un lupo in Cansiglio, gli avvistamenti in un video delle fototrappole posizionate dai naturalisti dopo la strage di pecore i sospetti, quindi la conferma degli esperti da queste immagini che vedete. Buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione, racconto di quanto avvenuto nelle ultime ore. Ci troviamo ancora una volta con la cronaca a documentare quello che è stato un delitto di una donna, una ragazza in questo caso. Tanti i femminicidi negli ultimi periodi. Soltanto pochi giorni fa quello di Mariarca, a cui è stato dato l'addio, ricorderete, domenica. Ha girovagato tutta la notte con il corpo della ex fidanzata in auto. Lui ha 35 anni, lei ne aveva 21. È accaduto a Palmanova, ci racconta in diretta Francesca Bozza. Francesca. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. L'avete detto anche voi, è una lunga, interminabile, terribile scia di sangue che unisce il Veneto al Trentino, passando per il Friuli, Venezia Giulia. Donne uccise dai compagni, ex mariti, fidanzati, un vero e proprio bollettino di guerra. Solo qualche giorno fa l'addio a Maria Camennella, la 38enne uccisa a Musile di Piave dall'ex marito che non si rassegnava alla fine del loro matrimonio. Ieri a Trento un ragazzo di 24 anni ha sparato alla fidanzata di 22, poi ha rivolto contro di sé l'arma uccidendosi. Stamani invece il dramma si è spostato a Palmanova, in provincia di Udine. Dalle prime notizie apprese un 34enne di Spilimbergo si è presentato nella sede della polizia stradale. Ho strangolato la mia ragazza, il cadavere è in auto. Una frase che ha raggelato gli stessi agenti. La vittima di Dignano aveva 21 anni. Da quanto appreso i due avrebbero avuto una lite qualche giorno fa. Ieri il ragazzo aveva raggiunto la compagna a casa convincendola a salire in auto per riappacificarsi. Poi la terribile tragedia. Al momento da Palmanova è tutto, se non ci sono domande la linea può tornare allo studio. Grazie a Francesca Bozza, dovessero esserci novità torniamo a collegarci con te. Intanto una bimba di soli 2 anni, trapiantata di cuore 1 anno fa, è morta in ospedale dopo un ricovero d'urgenza a Padova e adesso è stata aperta un'inchiesta. Una bimba di neppure 2 anni la settimana scorsa è morta in ospedale nel reparto di pediatria e sul suo decesso la procura ha aperto un'indagine. Lo scorso anno la bambina è stata sottoposta ad un trapianto di cuore all'azienda ospedaliera di Padova a causa di una grave forma di miocardite. Il 26 giugno di quest'anno la piccola si è sottoposta ad un controllo all'ospedale di Udine. Da quel momento le sue condizioni sono peggiorate. È stata quindi ricoverata alla terapia intensiva pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova con un'insufficienza respiratoria e cardiaca. La piccola però è improvvisamente andata in arresto cardiaco e per cercare di salvarle la vita è stata collegata subito ad un polmone artificiale. Purtroppo non è bastato. I cardiochirurghi hanno tentato di intervenire sulla bambina, ma ormai non c'era più nulla da fare. Grazie, questa è la cronaca da Padova. Invece ci colleghiamo subito con Chiara Gaiani, perché sabato Mariano Molon sarà di nuovo un uomo libero. Nel 99, ricorderete, uccise all'università il sindacalista della CGIL Walter Maccato. Ha scontato 18 anni senza mai pentirsi. In diretta ci aggiorna Chiara Gaiani. Chiara.
Buongiorno da Padova. Tornerà in libertà sabato prossimo Mariano Molon, l'uomo che il 5 marzo del 1999 compì una strage nel Dipartimento di Fisica in via Vassi, dove si stava svolgendo una riunione per discutere la sua posizione lavorativa. Morì sul colpo un sindacalista, Walter Mactato, presente per tutelarlo. In coma irreversibile fu ridotto il professor Francesco De Ponte, che si spense dopo una lunga agonia nel 2005. Morì un anno dopo anche Antonio Vezze, il tecnico di Saccolongo, ferito in modo gravissimo all'addome e costretto a un calvario di interventi chirurgici fino al 2006. Dopo 18 anni Mariano Molon, condannato a 26 anni di carcere, torna libero. Il conto sulla carta lo ha pagato ed esce usufruendo di uno sconto di pena grazie all'indulto e alla liberazione anticipata prevista in caso di buona condotta, 45 giorni in meno ogni 6 mesi di pena scontata. Ha manifestato l'intenzione di tornare a vivere nella sua conserve Mariano Molon, assistito nel lungo percorso dall'avvocato padovano Mario Baldini, che ha sempre sostenuto quest'uomo andava e va curato. A piangere i loro cari restano le famiglie delle vittime, in particolare quella del sindacalista Walter Mactato, che teme, una volta tornato in libertà, Molon possa ancora essere pericoloso. Per ora da Padova è tutto. La linea, se non ci sono altre domande, può tornare allo studio. No, grazie a Chiara Gaiani. Dunque da Padova avete sentito in diretta, e adesso è incredibile, ancora a Venezia. Un turista si imbatte in 2 nudisti sdraiati su un pontile, invece in piazza San Marco, a 48 ore da quella mega rissa, ce n'è stata un'altra. Il video pubblicato da Venezia Today è diventato virale in men che non si dica. 24 secondi netti ripresi da un trasportatore che ha immortalato 2 turisti completamente nudi, stesi in relax, sul pontile dell'hotel Westin Europa in Regina, affacciato sul Canal Grande. Segno inequivocabile che non c'è più limite né alla decenza né al rispetto nei confronti di una città che sta toccando le più alte vette del degrado. L'ennesimo episodio di inciviltà è stato registrato ieri sera e solo quando i 2 nudisti hanno capito che il trasportatore doveva attraccare proprio a quel pontile se ne sono andati. E così, dopo i tuffi, chi fa i propri bisogni direttamente in canale, chi amoreggia senza pudore alcuno en plein air, ora ci si mettono pure i nudisti ad allungare l'elenco delle immagini di cui Venezia farebbe volentieri a meno. Senza contare che ieri sera, a nemmeno 48 ore di distanza dalla rissa fra abusivi, sempre in piazza San Marco, fronte Basilica, per ragioni sconosciute sono venuti alle mani un'altra decina di venditori. Stavolta gli agenti della polizia locale sono riusciti a bloccare e a identificare 6 cingalesi, mentre gli altri contendenti sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. A quanto si è appreso, la maxi rissa sarebbe stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della piazza e ora le immagini sono al vaglio del nucleo di polizia giudiziaria della locale, che vuole dare un volto e un nome a tutti i responsabili dell'ennesimo episodio violento accaduto davanti agli occhi dei turisti. I 6 fermati sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Ora, un grave incidente a Masi nella Bassa Padovana, un morto e 6 feriti, tra questi anche 2 bambini. Uno schianto violento tra 2 auto, una persona morta, 6 feriti, tra di loro 2 bambini. Il grave incidente è avvenuto ieri in tarda serata a Masi, nella Bassa Padovana, all'incrocio tra via Sette Pertiche e via Turati. Un Opel Astra con a bordo 2 extracomunitari si è schiantata frontalmente con una Peugeot dove viaggiavano 5 persone. Nell'impatto è morto sul colpo uno dei 2 stranieri, ferito in modo grave il passeggero. Alla guida dell'altra macchina invece c'era una 52enne a bordo, con lei una 20enne, un 17enne e 2 bambini che sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale in codice rosso. Nessuno di loro però fortunatamente è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le ambulanze del SUEM e i carabinieri per i rilievi. Un 51enne di Salzano invece è morto ieri sera nell'incidente in via Desman a Mirano. L'uomo in sella al suo scooter si è schiantato contro un'auto che lo precedeva. L'ultima croce in via Desman a Mirano porta il nome di Francesco Marchiori, 51 anni, di Salzano. L'uomo che era in sella al suo scooter ha perso la vita andandosi a schiantare contro un'auto che lo precedeva e che non è riuscito a schivare quando il conducente di questa ha svoltato a destra. Francesco Salzano è stato sbalzato violentemente a terra mentre la moto è finita nel canale che costeggia la strada. Il 51enne era molto conosciuto e la notizia della sua morte ha lasciato nello sconforto Salzano, dove viveva, e Santa Maria di Sala, paese in cui Marchioro gestiva il centro fitness 041 nella zona industriale.
A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione praticati dal personale del 118. L'uomo è praticamente morto sul colpo. È una strada pericolosissima via Desman per la sua conformazione. Si tratta di un rettilineo lungo, stretto e con innumerevoli accessi, e a nulla fino ad oggi sono valse le proteste dei residenti e nemmeno i lampeggianti che invitano alla prudenza installati dall'amministrazione poche settimane fa. L'incidente di ieri sera è accaduto all'altezza dell'incrocio con via Balzana in direzione Zianigo. E ancora una giornata lunga, lunghissima, quella in A4 con un tamponamento tra tir che ha causato la morte di un camionista. È di un morto il bilancio del terribile incidente accaduto questa mattina alle 7 lungo la A4 tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. A rimanere coinvolti 4 mezzi pesanti. Uno degli autisti ha purtroppo perso la vita. Il sinistro ha avuto immediate ripercussioni sul traffico per la chiusura dell'autostrada e la formazione di 10 km di coda tra Villesse e San Giorgio di Nogaro, sempre in direzione Venezia, con uscita consigliata a Villesse per chi arriva da Trieste, mentre in A23 direzione Nodo di Palmanova si sono create code che hanno raggiunto i 2 chilometri. Solo a metà mattinata il tratto di A4 è stato riaperto. Allora ci colleghiamo in diretta con Tommaso Stoppa adesso, perché pochi minuti fa ha incontrato il governatore Luca Zaia per il canonico punto stampa e gli ultimi aggiornamenti. Allora Tommaso, di cosa avete parlato con il governatore oggi? A tenere banco è ancora una volta la questione del referendum sull'autonomia. Ci sono una serie di novità intorno a questo tema. La prima è quella che il Partito Democratico ha votato in direzione un sì condizionato a questa consultazione. Il governatore ha commentato dicendo che questa è semplicemente la prova che non si tratta di una questione di partiti, ma si tratta di una questione di popolo, e a suo dire, nella sua interpretazione, il Partito Democratico non ha fatto altro che accodarsi a ciò che i suoi elettori chiedevano. C'è sempre sul referendum l'iniziativa del sottosegretario agli affari regionali Bressa, che è un po' la nemesi del nostro governatore nelle questioni di autonomia. Il sottosegretario ha intavolato una trattativa con l'Emilia Romagna sull'autonomia, anche chiaramente per dimostrare che questo referendum non sarebbe così utile. Il governatore Zaia ha comunque applaudito a questa iniziativa, sostenendo che qualunque cosa otterrà l'Emilia Romagna sarà il punto di partenza per qualsiasi altra richiesta. Fuori da questo tema, il governatore ha fatto anche il punto sul livello di aiuto agli imprenditori potenzialmente suicidi. Uno sportello aperto nel 2012 si chiama Sportello Inoltre dalla Regione, sono 535 le persone prese in carico finora e oltre 4.000 le telefonate arrivate. E si parla di una situazione che non è assolutamente cambiata, almeno dal punto di vista di chi gestisce questo sportello, rispetto al 2012, quindi la crisi non è assolutamente neanche vicina a una sua fine. Altri spunti? Un flash davvero? Si è parlato di altro? Sì, 84 passaggi a livello verranno chiusi con un investimento di 117 milioni di euro in tutta la regione Veneto nei prossimi anni. Ha parlato anche del Castello del Cataio, per caso, su cui è intervenuto un paio di volte? Sul Castello del Cataio no, non ci sono al momento novità. Bene, ok, grazie a Tommaso Stoppa in diretta da Palazzo Balbi. Ha incontrato oggi il governatore Luca Zaia. Intanto attimi di paura questa mattina a San Polo di Piave per un operaio di 40 anni, dipendente dell'azienda Marin di Mogliano Veneto, specializzata in manutenzione di impianti di aspirazione. L'uomo intorno alle 9 è precipitato dal tetto dell'azienda Format di Via delle Industrie. Si è temuto il peggio, fortunatamente le condizioni del ferito non sono risultate gravi. Il quarantenne è stato trasportato prima in ospedale Conegliano, poi per precauzioni negli soccorso al Cafoncello di Treviso. In corso di accertamento da parte di carabinieri e ispettori dello Spisal, vediamo le immagini dell'intervento di soccorso, le cause di questa caduta che poteva costare molto cara all'operaio. Si sta indagando per accertare se siano state rispettate le normative in materia di sicurezza sul lavoro. Ora aumenta nel periodo estivo l'attività di spaccio nelle località di villeggiatura. Pensate che le forze dell'ordine hanno acciuffato un tunisino che aveva affittato anche lui un appartamento nella località turistica, sì, ma per lavoro. E quale lavoro?
aveva affittato per l'intera stagione estiva un appartamento a Jesolo, probabilmente da utilizzare come base per la sua attività. Un tunisino di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri di Saint-Donat durante uno dei tanti controlli contro lo spaccio di droga. Il giovane clandestino in Italia senza fissa dimora, pregiudicato dopo essere stato visto in atteggiamento sospetto, è stato fermato. Addosso i militari gli hanno trovato 11 involucri di cocaina pronti per essere smerciati, oltre a 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, e 3 telefoni cellulari utilizzati per la sua rete di contatti. L'uomo è stato giudicato per direttissima ad 1 anno e 6 mesi con la sospensione della condizionale. Per lo stesso, inoltre, sono state avviate le procedure di espulsione dal territorio nazionale. Così da Jesolo ora le immagini dell'incendio nella notte la Padana Rottami di via San Floriano Castelfranco Veneto nel Trevigiano. L'allarme intorno alle 2:30 del mattino, a bruciare scarti di ferro e ghisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco e Treviso con l'autobotte. Le operazioni di spegnimento dei rifiuti e messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio sono state piuttosto lunghe, sono proseguite fino alle 6:30 del mattino. Impegnati non solo gli uomini del 115 ma anche i rappresentanti dell'azienda che hanno aiutato a smassare tutto il materiale per spegnerlo definitivamente senza lasciare pericolosi focolai. Avete visto le immagini dell'intervento. Hanno collaborato anche le questure di Padova e Treviso invece con la polizia di Brescia, un'operazione che ha individuato e interrotto un traffico di marijuana dall'Italia all'Inghilterra. L'organizzazione criminale composta da cittadini cinesi operava tra Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto. Le indagini sono partite dal sequestro a Brescia di un pacco sospetto dove erano nascosti 6 kg di marijuana. Era questa la quantità di droga che ogni mese veniva trasferita. Durante l'operazione è stata sequestrata anche una serra a Monselice nel Padovano. Un lupo in Cansiglio. Ora vi mostreremo le immagini di questo avvistamento a firma dell'Associazione Naturalisti di Sacile, che aveva posto alcune fototrappole. Questo avvistamento proprio tra Treviso e Pordenone. Non credevano ai loro occhi, ma negli ultimi periodi ci sono state alcune stragi di pecore, avvistamenti di volpi e poi queste immagini. Arriva con fare circospetto, sembra guardare proprio l'obiettivo della fototrappola, poi annusa le siepi e si allontana. Non credevano ai loro occhi i volontari dell'Associazione Naturalisti di Sacile quando hanno scaricato queste immagini che poi Alfredo Marsone ha fatto avere alla nostra redazione. Un lupo in Cansiglio, tra le province di Treviso e Pordenone. L'intento era quello di riprendere cervi e daini. Eccoli i cuccioli mentre fanno il bagno nella pozza d'acqua, i cervi mentre brucano tranquillamente. Poi i primi avvistamenti di volpi, molti, e la strage di pecore in un agriturismo. Non poteva essere l'opera di volpi e così è nato il sospetto, sino a questo video che pare impossibile immortalasse il lupo in Cansiglio. Esperti però confermerebbero il profilo del predatore. Prima di diffondere questi frame, infatti, Marson voleva essere certo. Impossibile sapere se sia ancora lì, ma potrebbero essercene altri. Ora vi ricordo l'appuntamento di questa sera con 20:10, avremo in diretta il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Pino Musolino, quindi di portualità, sviluppo dell'intera regione discuteremo con lui. Questa sera 20:10 Pino Musolino, presidente del porto di Venezia. Vi ricordo anche i nostri contatti, se c'è un problema cui non trovate da soli soluzione, chiamateci, lo dico ad antenna, redazione @antena3.it e anche il numero di telefono 0422 023 0898, un sms al 351 1755 340. Alcune storie le racconteremo anche questa sera a partire dalle 18:30 quando ci ritroveremo in diretta con i telegiornali. Adesso è tutto, spazio alle previsioni meteo con Alice Montagnier. Buona giornata. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. L'infernale anticiclone Lucifero regna sull'Italia, sarà un'altra splendida giornata di sole sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo con splendida giornata soleggiata ovunque. Caldo intenso con temperature attese mediamente tra i 32 e i 38 gradi, ma punte frequenti anche di 39 gradi, minime tra 21 e 23 gradi circa.
Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Anche qui il sole sarà splendente e i cieli saranno del tutto sereni ovunque. Anche in questo caso farà molto caldo, con temperature massime previste tra i 33 e i 37 gradi, minime sui 22-23 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, bel tempo soleggiato e stabile anche qui con cieli del tutto sereni. Il clima sarà molto caldo con massime attese mediamente in valle sui 36-38 gradi, minime tra 19 e 20 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli da sud-est lungo le coste e settentrionali al largo. Dal meteo è tutto, arrivederci! Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.